Sono figli della terra di Sardegna, giovani uomini valorosi e rigorosi, sempre in prima linea, incuranti del sacrificio e portatori degli ideali più alti. I militari della Brigata Sassari sono entrati nella leggenda, meritandosi non solo la fama di Dimonios, ma soprattutto le medaglie. 11 d'oro, 405 d'argento, 551 di bronzo, i più decorati della storia. La Sardegna, isola di solidarietà nel mondo, ha il volto dolce di Rossella, finalmente a casa dopo 9 mesi di apprensione, dopo lunghi momenti fatti di incertezze e paure. Ma è una Sardegna che ha il coraggio di chi è partito anche lui da Samugheo per portare il suo aiuto a delle persone bisognose. In questa splendida terra non c'è più tornato. Il ricordo di Luca Sanna, il giovane alpino ucciso mentre difendeva uno degli avamposti italiani in Afghanistan, è ancora forte e vivo. Quelle di Rossella e Luca sono due facce emblematiche della nostra regione, due storie opposte di felicità e tristezza, ma sono comunque storie di Sardegna nel mondo, quelle stesse storie scritte da decenni da un altro simbolo di Sardegna, un simbolo che tiene alta fuori dai nostri confini, una bandiera e un inno che tutti ormai hanno imparato a riconoscere. Brigata Sassari è un sinonimo di solidarietà, sinonimo di pace e coraggio, un mix di sentimenti e impegno civile. Impegnata in missioni in tutto il mondo, non si direbbe che fra meno di 3 anni compirà 100 anni. Sotto i suoi storici reggimenti, il 151esimo e il 152esimo Fanteria, si sono succeduti centinaia di soldati, uomini valorosi che hanno dato tutto, dalle storiche imprese dei primi anni di vita, dal Bosco Cappuccio, Bosco Lancia, Bosco Triangolare, tappe eroiche e indimenticate, alle ultime missioni di pace, quelle in Afghanistan più vicine alla nostra memoria. In mezzo quasi un secolo di storia, dalla Grande Guerra agli anni '20, arrivando al secondo conflitto mondiale, un'epopea ricca di memorabili azioni e gesta, un elenco lunghissimo da ricordare tutto. Certo che per i più giovani negli occhi restano le ultime missioni, un impegno, quello della Brigata, riconosciuto in tutto il mondo, Ordine Militare d'Italia, Croce del Cavaliere, Medaglie d'Oro al Valore, Militare e dell'Esercito, sono solo alcune delle decorazioni di cui la Sassari può farsi pregio. Molto è cambiato nella storia, ma non il coraggio e la voglia di solidarietà che questi ragazzi portano nel mondo. Il prossimo sarà un impegno diverso nei nostri confini nazionali, dalle montagne afghane alla Sicilia, dalle missioni in territorio di guerra al nostro paese per supportare polizie e carabinieri, per la prevenzione alla criminalità. A fine estate parte Strade Sicure, ennesimo impegno dei nostri uomini. E allora, come oggi, sempre vigili per mantenere la pace, la nostra fedeltà non ha bisogno di essere remunerata. Aio Dimonios, avanti Forza Varis.